stato compromesso da anni. Facendo un filo su quello che è successo con le banche, portare via i risparmi a gente che ha lavorato una vita crea diciamo dei danni psicologici e economici che si riflettono su tutto quello che è la gestione, il benessere di una regione. Quindi è un inquinamento economico che sembrava non fosse grave, invece è un inquinamento economico dove noi veneti siamo stati i primi a essere diciamo trucidati da questo sistema che ha creato una devastazione e morte. Questo riporta al Dio denaro. Bene, Dio denaro, c'è chi ha fatto i miliardi inquinando e alla fine non ha pagato o pagato niente. Inquinamento economico, gente che ha distrutto le piccole, medie famiglie, l'artigiano, l'operaio, che aveva messo via i 50.000 euro, li ha indebitati e siamo ancora qui a combattere. Ma io ho però, da quando ho iniziato la battaglia delle banche, che poi secondo me si rispecchia su tutto, sull'inquinamento, su quello che vogliamo noi, perché se aspettiamo chi diamo fiducia e poi pensiamo che questi facciano, purtroppo il sistema lo vieta. Quindi noi però dobbiamo capire che se ci svegliamo possiamo fare un contrasto che è il futuro, perché se c'è Mirella, se c'è qualche altra persona, senza darmi lodi, non voglio meriti, però se non ci fossero determinate persone che mettono la faccia e che sono disposte a tutte per dei principi, senza altri fini, e sono disposte a tutte per cambiare, perché io sono nonno bis, io non voglio che i miei nipoti se ne vadano, io combatterò in tutti i sensi, perché le banche hanno distrutto. Siamo riusciti, io ho individuato, sono stato illuminato coi conti dormienti, ma non basta. Non basta, perché se noi non portiamo a casa almeno il 95% dei sudori di una vita, significa che noi accettiamo l'inquinamento e la devastazione. È come dire, bene, ho inquinato il 100% più gli interessi 140, ho devastato tutto. Ma sì, diamogli 1 anno, 2 anni, ma stiamo scherzando? La stessa cosa sulle banche, cioè l'esperimento che è partito dal Veneto è stato una roba devastante. C'è gente che è stata indebitata quando c'è gente che ha venduto i titoli dal 2011 al 2014 e ha fatto i milioni. A Bassano sono spariti 200 milioni d'oro di una ditta che ha fallito, che era socia di Veneto Banca Popolare Vicenza. Nessuno mai è andato in cerca di quell'oro, nessuno ne sa niente, eppure hanno fatto le indagini, gli ex titolari, Bentley. Ecco, questa è l'Italia, ma guardiamoci noi Veneto, perché noi Veneto su questa vicenda delle banche abbiamo creato una forza che ha coinvolto tutta Italia, perché anche in questi giorni abbiamo ottenuto dei piccoli risultati, ma dalla disperazione. Perché quando io venivo qua, cara Mirella, c'era la gente che chiamava all'inizio e c'era la gente che dopo, il giorno dopo, arrivava all'estremo. Visto che c'è una chiamata, aspetta perché sennò cade la linea con Rinaldo, vai